Da questo punto di vista un'associazione deve cercare di fare sintesi di quelli che sono appunto i punti di vista, le necessità delle piccole e medie imprese del territorio e portarle nel dibattito cittadino per fare in modo che molte di queste scelte siano prese nell'interesse di questo asset imprenditoriale. La nostra tendenza è quella di andare a utilizzare dei mezzi a basso inquinamento, quindi magari a metano. Stiamo studiando appunto delle opportunità, ci sono delle aziende in Italia e in Europa che producono questi mezzi e che potrebbero quindi aiutare il nostro lavoro non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche diminuendo l'impatto dell'inquinamento sulla vita. Per noi il cliente finale ha un notevole valore aggiunto, ovvero è lui stesso che ci dà l'input per andare a creare un prodotto che gli massimizzi la propria derrata agricola. Ogni datore di lavoro ritiene i propri collaboratori la risorsa più importante della propria azienda, perché spesso e volentieri sono rapporti che durano da anni, sono delle competenze, sono delle specializzazioni, sono delle capacità che si sono formate e selezionate nell'arco di molti anni. Nel momento in cui c'è la necessità di ridurre il personale, questo personale deve essere pronto anche a riconvertirsi, anche a immaginare di cambiare completamente scenario. E l'unico strumento che può intervenire in questa direzione è una formazione seria e competente. E quindi ci vogliono grosse energie e grossa collaborazione da parte di tutte, ma soprattutto grossa visione nell'importanza della figura manageriale nelle imprese e nelle aziende.